Sempre qui dal Vinitaly 2019, sempre nello spazio del Consorzio di tutela del Soave, perché i nostri ospiti si alternano e parlano di tutto questo territorio, delle valenze del territorio e anche delle nuove iniziative che ci sono e ci saranno. Siamo in compagnia con Roberto Zorzin, professor Zorzin, geologo, e che in qualche modo vuole raccontarci che cosa ci troviamo in questo territorio quando lo giriamo, ad esempio la Val d'Alpone. La Val d'Alpone è la valle più orientale di Monti Lessini veronesi ed è caratterizzata da un aspetto molto particolare, ossia i giacimenti paleontologici. È una delle valli, uno dei territori a livello nazionale più ricco di giacimenti paleontologici. In assoluto il giacimento più importante è quello di Bolca, che è rappresentato dalla Pesciara e dal Monte Postale, ma poi ci sono altri giacimenti sia nel territorio di Roncà che nel territorio di San Giovanni Ilarione. Sono giacimenti che hanno un'età che varia dai 40 ai 50 milioni di anni. Qui siamo in quest'area che in qualche modo viene contraddistinta dal consorzio del Durello, del Lessini Durello, e che ci permette, se noi andiamo in giro magari a fare una passeggiata e magari inciampare su qualche reperto. Assolutamente, è molto facile inciampare, fra virgolette, su reperti paleontologici. I reperti più importanti sono conservati presso i due più importanti musei che si trovano nella vallata, ed è il Museo di Fossili di Bolca e il Museo Paleontologico di Roncà. Al Museo di Fossili di Bolca sono esposti prevalentemente pesci che hanno un'età di 50 milioni di anni. Al Museo Paleontologico di Roncà invece sono esposti generalmente molluschi che hanno un'età di 40 milioni di anni. Professore, io direi a questo punto di invitare i nostri spettatori a andare a visitare questi musei, perché effettivamente è un patrimonio spesso che ci invidiano e che noi purtroppo magari non visitiamo. Assolutamente, è molto importante che il pubblico, che i turisti che visitano la Valle d'Alpone vadano a visitare questi musei, anche perché da 2 anni a questa parte abbiamo avviato un processo molto importante, ossia il riconoscimento a livello UNESCO della Val d'Alpone con i suoi giacimenti paleontologici. Io chiuderei dicendo: vino e cultura, Durello e Bolca.